Libera anche. Allora, Sirico... Aspetta. Fai un culo hanno che secondo me mai ragazzi. Per la gola, no? Sì. Beh, va bene. Sirico, giovedì 31 ottobre 2013, siamo appena rientrati con Gavino dal funerale di tua madre. E mi piace sapere anzitutto che rapporto hai avuto. Tua madre ti ha avuto a quanti anni, hai detto? Prima di nascere avevo avuto il rapporto con mia madre. No, mi ha detto che ti ha avuto giovane, cioè che aveva 24 anni, mi sembra. Ah, nel senso Sì. che quando mi ha concepito ne aveva 23, poi sono entrata in 24esimo quando sono nato. Tu avevi un rapporto particolare con tua madre? Sì, è particolare, diciamo, un rapporto d'amore però. Veramente questo rapporto d'amore iniziò con mio padre, ecco. Era un'azione d'amore, un'infiorescenza d'amore praticamente tra mia madre e lui. E mio padre ha fatto il maschio, però ha fatto anche l'appera, nel senso che questo fiore se l'è mangiato prima del tempo, o comunque ha fatto bene, io sono andato al matrimonio anche, ora sono andato. Il primo ricordo che ti viene in mente ora di tua madre, qual è? E beh, in questo momento potrebbe essere anche una volta che dopo la deportazione a Schiena d'Asino di mio padre da Silica a Badevrusta sono stato solo sempre, però come dico anche, come dirò in altri scritti, insomma, io la prima cosa che ho fatto dopo che mio padre mi ha liberato dalla schiena dell'asino, mi ha messo in piedi a Badevrusta, sulla terra, praticamente l'unica cosa che ho pensato è, ma mamma, sono senza mamma, ecco. L'unico bambino o agnello che era senza madre a Badevrusta ero io. Perché guardavo gli agnelli, guardavo i cani, guardavo i puledri e tutti c'erano la madre, solo io non ce l'avevo. Allora, dopo in capo a una settimana ho capito che me la dovevo inventare e già l'ho inventata, e l'ho inventata, e cioè l'ho inventata, me la sono ricreata, cioè una volta era l'acqua, una volta era il vento, una volta era la luce, una volta erano le stelle, e quindi il risultato fu che avevo molte madri, e quindi ma si deve pomare a me, allora, sono fortunato sono Sanzoni, Tua madre quanti figli ha dovuto allevare? sì. E per te è stata, nonostante questo tuo distacco, è stata una madre esemplare, complice con te? Beh, con me è stata molto complice, è stata complice con tutti, nel senso di complice perché essendoci conflitto figlio padre padrone, e questo era uguale per tutti i fratelli, mia madre nell'assenza del padre padrone, diciamo, riusciva, come dire, diventava più madre di materna un pochettino, e in quel momento ti faceva capire che aveva capito e che ti aiutava effettivamente, che avrebbe supplito alla rigidità di Abramo, ecco. Tua madre è morta a 99 anni, la stessa età di tuo padre, Sì. quando è morto, ed è rimasta, mi dicevi, lucida fino alla fine. Tu mi hai detto Sì, che un mese fa l'hai incontrata e cosa ti ha chiesto? mi hanno dato, ma sul libro finito là, ma il libro l'hai finito, quando lo finisce? E io ho detto, vabbè, verrà la primavera in cui lo finirò. Tua madre era orgogliosa di te. Era molto orgogliosa, non mi piace aggiungere altro perché sennò farei torto anche agli altri, almeno. In questo caso parliamo del rapporto tuo con tua Secondo me non è che volesse più bene agli altri di me, però c'era un rapporto particolare dovuto a quell'infiorescenza d'amore tra mio padre e lei quando erano fidanzati, diciamo. E da quella tempesta di fuoco sono nato io, e io lo debbo a quella tempesta quello che sono. Tempesta dai quali gli altri non ci sono nati. Sì, sono nati sempre dallo stesso fuoco, però evidentemente in quel momento quel fuoco lì aveva io sono convinto di questo,
Quindi sono figlio d'amore veramente. E questo ha fatto lo scrittore, ha fatto Gaino, ecco. Hai un ricordo preciso, dettagliato, quando c'è stata la separazione, quando tuo padre ti ha portato a Badevrusten di tua madre? Uno sguardo, una parola? No, non ce n'è stata, no. Era dominato mio padre, guarda, vestilo, approntalo, ancora non bisogno, insomma subito, infatti in 5 minuti ero pronto, dovevo essere pronto. Leggevo nel giornale che tua madre, quando tu ti sei laureato, è venuta a trovarti. Tu hai un Sì, gratis... per suggellare, ma no, quello era proprio come dire, vedi che lo sapevo, no? Quindi e venni da Roma, alla Sapienza di Roma, assistita a tutta la discussione della laurea, canto un dei comprendia, non dico, però secondo me capiva molto, tutto il rito, tutto, no? E quindi mamma e venni da Roma. Tu a Roma, la tua tesi che era in glottologia, giusto? Sì, Eh, all'interno della glottologia, avevo chiesto al professore di glottologia di ospitare il sardo e non poteva negarmelo. e su che cosa è... Lessico agropastorale sardo, Ah, questo è il titolo della molto tesi. interessante, forse è Sì, unica praticamente la tua tesi. era il 67 quando gliela chiesi al professor Belardi e praticamente da allora sono studio glottologia, linguistica e tutto, ecco. Tu hai anticipato anche i tempi perché ora c'è un recupero del sardo, ma nel momento in cui l'hai fatto tu forse eri un pioniere, o no? Secondo me io sono nato così sempre, perché anche quando avevo 4 anni mi sono detto ma su mondo è finito o infinito? Batto l'anno, e di questo me lo Te lo ricordo. ricordi bene Sì, questo? e poi me lo sono e avevo concluso che era infinito. Poi a schiena d'asino, ambulando, trottando su Pacifico a schiena d'asino, quindi nuda, a salutami, la parlava sai, no, ma finito o infinito? E hanno detto tutto l'amore perché gli viene infinito su un mondo, tanto però. Poi Gavino è cresciuto e ha detto, no, adesso il mondo è finito, Dio è infinito. Gabi, con Eh, tuo padre e con tua madre praticamente scompare un mondo antico della Sardegna, no? Per fortuna l'ho ereditato completamente nei gesti, nei sapori, nell'amore, in tutto. E io scrivo grazie a questa gestualità totale che è figlia del fuoco e basta. Tua madre che cosa ti ha insegnato? E intanto mi ha insegnato a cantare, non è poco, senza volere perché lei cantava molto Ah, bene, lei era una cantante fatta, poteva, senza saperlo, lei poteva andare a cantare tranquilla, proprio perfetta, in sardo. Poi sapeva poemi e poemi di Mossa, di Paolico Mossa, a memoria, ah. li sapeva a memoria e li recitava, quindi c'aveva un'istrionicità molto forte. In questo forse diversa da quella che anche mio padre ce l'aveva, però mio padre lo recitava come un'attrice, mio padre lo recitava nella mente. E Dante, mio padre era Dante però, quindi lui era padre per figurati, Indurà che recita Dante, i poeti sardi me lo ricordavo, invece mia madre sapeva molti poeti sardi a memoria e cantava quelli in logudorese. E tu questi li hai ereditati? Li hai Io ho imparato a orecchiati? memoria, Ah, anche io, non come mia madre, ma perché mia madre ha imparato di più perché faceva la contadina. Mia madre da 10 anni era contadina del lago di Silico, in lago di Silico, certo mai teracca, su babbo di padrone, come mio padre, era un padre e padrone anche mio nonno, era così, era massaio e pastore nello stesso tempo, come mio padre, più dolce però mio nonno, padre materno. tu quando eri a Badevrusta, tua madre veniva a trovarti oppure rientravi tu qua a casa a Silico? No, appunto, ti volevo dire, una volta, quando mi ha fatto la prima domanda, con una curiosità, ecco, mi ricordavo queste due curiosità, quando mio padre ha detto preparalo, approntalo, vestilo, no?
E mia madre però una volta quando io ero il primo anno, il primo, secondo anno di Badevrusta, quindi di vagamento felino totale completamente, una volta mia madre si vede che mi voleva vedere, è venuta a piedi da Sili come Pomidere, questo è vero. Quanti chilometri? Ha naturalmente litigato con mio padre, chi sai te roba di amore sbagliata, beh, a che cosa sbagliata, a che cosa, boh, avranno pigliato uno, i cavalli con le cavalli si vede che fanno qualche cosa ogni tanto, però poi finiscono per mordersi, per litigare in questo caso, e poi prima di venissene a Silico è passata dove io stavo pascolando le pecore. Io avevo sentito tutto un po' il gracidio, no? Che si dicevano, anche bambino di 7 anni capivo un po', perché vabbè, mi ho detto ma cosa voleva dire quella parola? Io mia madre gliel'ha saputa spiegare, ma vabbè. E quindi mi ha salutato, mi ha baciato e se ne è venuta a Sili. Si è fatto un bel po' di E lei chilometri. aveva 30 anni, mia madre allora, 32 anni. Sto dicendo, si è fatto un bel po' di chilometri per venire. Beh, 8. 8 chilometri a piedi. Beh, questo è un bel ricordo. Andare e 8 a tornare. Da sola. E beh, Asco, qual è il ricordo più tenero che hai di tua madre? più tenera. Più tenero, mi è difficile ricordarmi, più tenero nel senso di tenerezza. Poi, più tenero, non mi ricordo. Più tenero, mi ricordo, non so se mia madre, io mi ricordo questo adesso, io sicuramente non avevo ancora, non ero padrone di ambulare ancora, quindi praticamente avevo 1 anno e mezzo. E mi ricordo di essere, che mia madre se si spostava in casa, sul pavimento di casa paterna, io andavo dietro di lei e mi attaccavo alla gonna per non cadere e per andare. E vedevo tutto da questa, cioè vedevo un mondo io, no? Cioè, il mio mondo era il sottogonna di mia madre. Niente, non c'era niente, no? Voglio dire, questo buio, questa però, e vi attaccate come ti andare, non te ne vai, io non mi perdo, no? Attaccata alla gonna mi. E mia madre, ecco, magari aveva questa pazienza di lasciarmi attaccare, ecco. Magari lei si spostava per prendere un oggetto, facendo domeni. Io attaccato, guarda, io attaccato alla gonna sua, sotto me. E poi mi spostavo perché stavo meglio proprio sotto, perché se no mi trascinavo, quindi mi dovevo stare al centro. Una cosa, questo mi ricordo. Tua madre cucinava anche. E beh, mia madre era una maestra di cucina. Ecco, Ecco, tutte le donne, diciamo, contadine. qual era il tuo piatto preferito? Il mio, Sì, gli spaghetti. fatti da lei. E Come li facevi? fatti da lei sicuramente, beh, li faceva bene, poi uno fa bocca a quella mano, a quel modo lì, li faceva bene come tutte le massaglie. Soprattutto quando il sugo o il ragù o sughisato mi fatto arroso de berbeghe, no? Tu non hai mai sofferto la fame? No. Il pastore e il massaio, diciamo, non ha mai sofferto la fame. Mai, perché il pane quanto ne volevi, carne quanto tutto, formaggio quanto ne volevi. Tuo padre mi dicevi una volta che seminava anche il grano, no? Sì, sì, sì. Mio padre faceva il pastore e il massaio. Io ho fatto il pastore dai 6 anni fino a 15, poi mio padre ha detto, ma questo adesso può fare anche il massaio, e mi ha comprato 2 buoi e quindi da 15 anni fino a 20 anni ho fatto il massaio. È stato bello perché ho fatto prima una scuola, prima ho fatto Caino e poi ho fatto Abele, insomma. No, prima Abele e poi Caino, stesso. Tu hai Caino però, tramite, c'è una differenza per fortuna tra... tramite tuo padre hai imparato a usare anche le mani, quindi tu cosa sapevi fare? Tramite mio padre. Hai imparato a usare le mani? Le prime volte che ho imparato a usare le mani, diciamo che... Cioè mungere? Bene, beh, la mungitura è stata la prima artificazione, proprio, se si può dire questo. La prima artificazione per me è quando ho inventato mia madre, quando mi sono dovuto inventare le madri. Ne ho inventato uno, guardando,
mamma mia Sabba, mamma mia Suetto, mamma mia Sughera, mamma mia Salerno. Questo mi ha detto, ma mamma sono tue, capo mamma sono tue. C'avevo madre dappertutto e c'ho madre dappertutto per fortuna. Mi dispiace che se n'è andata perché è chiaro che quella ti ha allattato, quella lì ti ha fatto, ti ha portato in grembo. Io mi ricordo che quando ho fatto Ibrisi l'ho portata alle grotte di Nettuno, però io in quella situazione della scena di Ibrisi, a cui rimando anche chi ci sta ascoltando, io nel film di Ibrisi, a un certo punto del film, che è uno spaccato sociale di Gavino, no? Rinnego, diciamo così, l'uomo, la civiltà dell'uomo, non l'uomo come civiltà, rinnego. Quindi, quindi ho pensato, però, così facendo sto rinnegando anche mia madre. Allora me la sono portata alle grotte di Nettuno. Poi nel frastuono delle azioni, l'unico sbaglio che ho fatto è che, che mi sono dimenticato di dire all'operatore, come regia, diciamo, ecco, ingloba mia madre anche quando io sto rinnegando e per madre mi sta dando Gea, no? Nel senso che questa è la mia madre reale e voglio fantasticamente una madre che sia la terra, senza rinnegare mia madre, no? Mia madre, come dire, ecco, inglobala. E vabbè, sarebbe stato più bello, vabbè, d'altra parte, troppa fantasia ci avevo. Con tua madre, una volta l'insaputa di tuo padre ti ha fatto scoprire anche il mare. Complici tutti e due eravamo, perché io gliel'ho detto a mia madre, vorrei vedere il mare, no? E allora mia madre ha inventato un momento, una giornata, e siamo andati in pullman e mi fece male perché non ero abituato a... però ho sopportato abbastanza, ho fatto vomitare un po' e poi a Salighera, e a più mare a Salighera, vicino al Lido. Che anno era questo, te lo ricordi? Questo poteva essere 56 o 57. Che impressioni hai avuto? E beh, ecco, le persone che la pone la mamma, ma non mai guardare le barbe, guardare le uscite a terra, non guarda che non è possibile. Quindi hai visto tu che lui è te, abba, poi d'altra parte lì, oggi andandoci oggi vedo anche montagne, dice, quindi uno può dare, però si vede che era talmente... E mi sono reso conto della curvatura anche dell'acqua. Quindi, a me pare che non bisogna dalle abba. Capito? Poi la seconda volta che ho visto il mare, quando sono partito soldato un anno dopo a Civitavecchia, a Olbia, sulla nave, no? E tanto la terra gliela agattava. A tua madre hai dedicato dei versi, hai dedicato qualche cosa? No, no, perché significa anche limitare questo. Mia madre è autrice, coautrice, come coautore lui è mio padre, di tutto quello che ho fatto io. Tu sei stato fuori per studiare, per lavorare anche, ti è mancata in quel periodo tua madre? Non perché c'avevo quelle madri, certo mi mancava come madre diciamo reale, però poi uno che ha le madri di Bardivusta può andare in tutto, come poi ci sono andato in Australia, sono andato in Canada, e le stesse madri che erano a Bardivusta le ho trovate anche in Australia, anche nell'Ontario. Cioè, le stesse ebbe, infatti me la figliavo, no? Salattare che si nome che si vidi in Bardivusta che pure i nomi, cioè erano un po' diverse, però alcune la assomigliavano comunque. Ascolta, tua madre Molto. era di Silico oppure Mia madre era di Silico, era nata a Silico, come tuo padre? nel 14, siccome mio padre. Sì, ma anche mio nonno, sono di origine, il nonno materno di Mores, però... Tu hai detto che saresti, cioè il tuo nome doveva essere Filippo all'origine. Beh, Poi, vabbè, quello è una no, cosa... e poi Gavino. Questo tuo nome No, hai chiesto ai tuoi perché? no, non ho chiesto mio padre, ma poi più Gavino, d'altra parte È un nome che non ti me ne piace? dispiace, mi piace perché è il patrono della Sardegna, Santo Gavino. Ah, E beh,
la chiesa di Porto Torres è il martire più importante il calendario sardo gli ha dedicato anche un nome, mese di ottobre che finisce oggi è Santo Aine, che vuol dire San Gavino. E tua madre praticamente... Sant'Ugaino praticamente, Santo Aine. E per cui anche nella tua nuova lingua, il sardo, Beh, quello io mi chiamo Gaino in sardo. Gaino do Sosages, no? Beh, de Sosages è per reclamare una parentela con gli Aghes, che sono i nuragici. Ascolta, dell'insegnamento complessivo di tuo padre e di tua madre, qual è il messaggio che potrebbe valere anche per i giovani oggi? Cioè che cosa ci hanno lasciato in eredità e che cosa dobbiamo non dimenticare di questo mondo che ormai... Diciamo che non dobbiamo dimenticare una o due cose o tre cose. La prima sicuramente è che bisogna ribadire che la terra se è lasciata in pace sfama tutti gli esseri, li alimenta tutti, li disseta tutti. Quello che poi l'uomo può artificialmente, diciamo, ricreare è apparente diciamo, l'alimentazione o il tutto che nasce su questo artificio e può mancare da un momento all'altro. Quindi attenzione, la terra non ti tradisce mai. L'artificio o comunque diciamo questo epitelio che può diciamo ricamare l'uomo, l'uomo non è un ragno, poi a ricamare non è molto bravo. Per cui ricama qualcosa, una fabbrica, una serra, ma ti rendi conto? Il ragno non lo farebbe mai. E la serra è l'anticamera del cimitero, che non cresce bene la cosa dentro, l'erba, tutto. Quindi qual è l'insegnamento di mia madre e di mio padre? È praticamente di fare un museo alla pastorizia e alla terra, diciamo, casificare con pecore però naturali che mangino l'erba rugiadata dal cielo, mungere con mano e non con le mungitrici che mi fanno schifo a me le mungitrici. Queste sono le mungitrici. Cosa mucane? Mucane, berbere, vacca e femmina pure, di genere onnevolo, di ogni genere. E tanto è piace pure la femmina la mucche gui. Ai cavigliari, ai prenda, ai cavigliari, e si fa un formaggio e la casificazione e la panificazione sono l'artificazione. Cioè ritornare un po' alla